Dal Palasport System di San Vendemiano, benvenuti a tutti. Questa è la sesta giornata del girone di andata del campionato di Serie B di basket maschile. A San Vendemiano, in casa della capolista Ruker, arriva la Juvi Cremona. È una partita importante, è la terza partita in casa dei ragazzi di San Vendemiano. Ricordiamo finora stagione perfetta, 5 vinte, 0 perse, grazie anche all'ultimo successo in casa della Vega Mestre nell'ultima giornata per 72-66. La Juvi Cremona invece arriva da una sconfitta nelle mura amiche contro Monfalcone di 4 punti, 76-72. La classifica della squadra ospite dice 2 vinte e 3 perse, quindi nel gruppone di metà classifica. Classifica che vi ricordo, la Ruker è in testa, 5 vinte e 5 perse insieme a Padova e Bernareggio. Una partita dietro Monfalcone e Lecco. Poi a metà classifica 3 vinte e 2 perse c'è la Elachem di Vigevano. Poi Olginate, Cremona, Vicenza, Platina Piadena, Pavia e San Giorgese a 4, Varese e Crema con una vittoria, Vega Mestre e Soresina ancora senza vittorie. Le squadre che oggi scendono qui al Palasport System: la Juve Cremona schiera Marco Bona, giocatore più pericoloso, con il numero 6, Daniele Manini con il numero 7, Ababacar Ndiaye con l'8, Francesco Belloni con l'11, il capitano Elvis Vacchelli con il numero 12, Giovanni Veronesi con il 16, Dario Boccassava con il 22, Alessandro Esposito con il 23, Lorenzo Petrosino con il 20 e Rodolfo Valenti, vecchia conoscenza del basket italiano, con il numero 88. Il coach è Pierluigi Brotto, assistito da Aldo Panena. La squadra di casa, la Ruker Sanve, in formazione direi tipo, con Andrea Tassinari numero 0, Jacopo Vedovato con il 2, Giordano Durante col 3, Gadiella Chele con il 5, Luca Toniato con il 6, Antonello Ricci con il 7, il capitano Edoardo Rossetto con l'8, Tommaso Gatto con l'11, Federico Tognacci con il 12, Alvise Mini Incleri con il 13, Jacopo Preti con il 17 e Giorgio Gurgurevic con il numero 23. In panchina, come sempre, coach Marco Mian. Gli arbitri di oggi sono Daniele Guercio e Scaramellini Elia, rispettivamente di Ancona e di Pesaro Urbino. Tra un minuto si darà via questa sesta giornata del girone d'andata. Ricordiamo anche che la Ruker la prossima partita la giocherà in casa della Soresina, mentre la Juve Cremona ospiterà la Omnia Pavia. Queste due squadre si sono anche affrontate l'anno scorso nel campionato di Serie B, il primo campionato della Ruker di Serie B. Tutte e due le partite sono state vinte dalla squadra oggi in trasferta, la prima a Cremona per 88-78, la seconda qui al Palasport System di San Vendemiano di un punto, 66-65. E in quella partita Bona fece 23 punti all'andata e 15 al ritorno. Vedremo oggi come invece le due squadre affronteranno questa sfida per loro molto molto importante e vediamo anche i quintetti che inizieranno la partita. Vediamo il quintetto della Ruker che sta guadagnando il centro del campo: Andrea Tassinari, Jacopo Vedovato, vediamo anche Luca Toniato, Jacopo Preti e Antonello Ricci, che nell'ultima partita ha scernato una ottima prestazione, 18 punti per lui nella vittoria a Mestre in rimonta della squadra oggi capolista. Vediamo anche il quintetto della Juvi di Cremona con una divisa completamente amaranto. C'è in campo il numero 11 Francesco Belloni, vediamo anche Ababacar Ndiaye, Marco Bona ovviamente, Lorenzo Petrosino e vediamo l'ultimo giocatore del quintetto che è Giovanni Veronesi. È tutto pronto qui al Palasport System, come al solito pubblico delle buone occasioni per questa partita. I ragazzi del settore giovanile del San Vendemiano sono pronti con i tamburi per incitare la squadra di casa, che oggi ha un'occasione importantissima per continuare il suo filotto di vittorie. Vediamo gli arbitri che sono pronti per la prima palla 2. Palla 2 che arriva in questo istante e la prima palla è catturata da Jacopo Preti, che subito dà il via alla prima azione d'attacco della squadra di casa, come al solito con la divisa classica bianca con le spalline nere. È Andrea Tassinari che prova la prima azione, toccato subito da Bona e poi tocca la linea laterale. Non c'è stato il taglio che chiedeva a Tassinari e a Toniato. Bona con un buon recupero, prima palla, quindi primo recupero per gli ospiti, che partono con il numero 11 Francesco Belloni, che in questo momento gioca da play
Belloni cercano il primo blocco sulla parte alta, vediamo i primi tagli, poi il gioco invece si sviluppa dietro l'arco da 3 punti, pallone all'interno, la prima penetrazione di Petrosino ben bloccato però da Preti, parte la transizione con Ricci che va subito a cercare il ferro, trova il fallo di Belloni, subito la energia e la grinta di Antonello Ricci sulla linea laterale. Primi 2 tiri liberi per la Rucker Samve. Vediamo Coach Mian a colloquio con Jacopo Preti, probabilmente per la definizione di qualche schema difensivo. Intanto Antonello Ricci dalla linea del tiro libero per il primo libero. Secondo ferro purtroppo per lui. Ricordiamo che Antonello Ricci in stagione viaggia con un ottimo 89% dalla linea del tiro libero, 16 su 18. Aggiorniamo le sue statistiche, diventa 17 su 20, il primo punto della partita della Rucker Samve, che quindi è in vantaggio per 1-0. Subito Babacar Ndiaye va a prendere il post basso, poi va a bloccare mezza ruota proprio per Ndiaye che cerca una penetrazione al ferro, bloccato molto bene la difesa Rucker, uno scarico che mette la palla fuori e quindi è infrazione di campo e palla Rucker. È ottima ancora la difesa sulle penetrazioni, soprattutto Preti e Vedovato stanno contenendo molto bene le penetrazioni degli ospiti. Palla recuperata e ora rimessa in zona d'attacco per Luca Toniato. Toniato cerca l'uscita dei giocatori, un po' di poco movimento, Preti riesce in qualche modo a recuperare il pallone e a metterlo nelle mani di Tassinari. Tassinari cerca il blocco di Vedovato, cerca un'azione molto complicata, perde ancora la maniglia, seconda palla persa consecutiva per il nostro numero 0 che non è entrato in questa partita con la solita precisione. 8:56 da giocare, appena cominciata questa sesta giornata ed è terza occasione d'attacco per gli ospiti in maglia granata. Ancora Ndiaye per Bona aspetta Petrosino, poi però va da solo, cerca una palla bassa per Ndiaye che si protegge molto bene sull'attacco di Vedovato cala un attimo il braccio, l'arbitro fischia fallo, c'è il canestro valido e quindi la Juve Cremona andrà in lunetta con il tiro libero supplementare. Secondo tentativo di servire sotto canestro Ndiaye, questa volta l'azione degli ospiti è ottima perché oltre al canestro appunto il numero 8 in maglia granata andrà in lunetta. Ndiaye segna il suo tiro libero. In stagione Ndiaye viaggiava con un 50% dall'arco della Carità, 3-1 per gli ospiti. Intanto proprio Tassinari esce con la palla, si appoggia a Ricci, tentativo di partenza UCLA per la squadra di casa, poi il ribaltamento di lato per Toniato, perde ancora la maniglia, parte verso il ferro, reverse di Luca Toniato, molto bello il pareggio della Rucker, poi però parte subito Belloni in transizione, si ferma, lascia la palla al numero 16 Veronesi, ferro e contropiede di Ricci per Toniato, il recupero di Veronesi è falloso, ottima la velocità di palla da parte dei bianconeri, però ancora Coach Mian va a parlare con i suoi ragazzi perché non sta piacendo la fase difensiva probabilmente al mister di casa. Intanto Luca Toniato può andare in lunetta con i primi 2 tiri liberi della sua partita. Luca Toniato viaggia con un 56% dalla linea della Carità, vediamo il primo tiro libero. Purtroppo continua un po' la sua serie in questo inizio di stagione e la sua difficoltà con i tiri liberi. Andrà in lunetta ora con il secondo libero. Buono invece il secondo, torna avanti da Rucker, quindi Rucker San Vendemiano 4, Juve Cremona 3. Sono passati 2 minuti dall'inizio della partita e vediamo un altro tentativo di Belloni che scarica per Boni, ancora dentro arriva Jacopo Vedovato, inchioda la stoppata sul vetro del Palasport System, Preti si prende la bomba sul secondo ferro, non entra, rimbalzone ancora del numero 8 dei giocatori in trasferta, parte ancora la transizione, tentano uno scarico per il numero 16 che ora cerca di aprire, Bona però è ben marcato, allora ottima azione, altra stoppata di Vedovato, aveva tentato Veronesi l'entrata ma Vedovato ha stoppato anche questa, Toniato sfrutta il blocco, poi cade malissimo, attenzione, ha sfruttato il blocco di Vedovato
è arrivato la penetrazione di Aie, si è messo sulla linea della penetrazione, effetto ponte, caduto malissimo Luca Toniato, vediamo che è ancora a terra, sta cercando di capire se la spalla che ha sbattuto violentemente sul parquet riesce a rialzarsi. Comunque si rialza il numero 6, paura ma una gran botta, in realtà per fortuna sua non c'è nulla di che, andrà comunque in lunetta per l'azione difensiva, 2 stoppate consecutive di Jacopo Vedovato a cancellare 2 penetrazioni del ferro di Cremona. E Marco Boni, ancora a segno in questo inizio partita, è andato a parlare con il coach Brotto. Gli arbitri richiamati dal tavolo chiamano cambio perché giustamente Toniato è stato soccorso, quindi deve uscire e lasciare momentaneamente il terreno di gioco. Entra Capitan Rossetto, che quindi andrà lui in lunetta con i 2 tiri liberi. Rossetto che ormai stabilmente impiegato da sesto uomo da coach Mian. Vediamo il suo primo libero, secondo ferro anche per lui, ancora difficoltà in inizio partita per gli uomini in maglia bianca in casa ai tiri liberi. Parte il secondo, stavolta nothing but nylon per il nostro numero 8, 5-3 il parziale all'inizio della partita. Ora Ricci tenta di allungare il pressing su Marco Bona, commette fallo nella metacampo offensiva, scusatemi, della Rucker, quindi rimessa dal lato. È il quarto fallo però ormai, no, il primo fallo, scusatemi, per la Rucker, 4 falli invece già per la Juve Cremona. Vediamo la transizione della squadra in trasferta con Bona per Ndiaye cerca di giocare spalle a canestro, cerca un passo di incrocio molto bello, lo step back del numero 8, tanto attivo in questo inizio partita, bellissimo canestro. 5 pari avevano errato il tabellone dei falli, i falli sono 3-2 per i giocatori di trasferta. Intanto Tassinari si prende il centro dell'area, alza la parabola sopra gli stoppatori ospiti, mette a segno il 7° punto per la sua squadra. Ancora Bona, partenza su Ricci che lo tiene benissimo, si appoggia al ferro ma sbaglia al vetro, ma sbaglia il tiro, quindi Ricci può far partire la transizione, passo di incrocio, parte tanto cuoio sul tentativo del numero 11 Belloni, e quindi la palla esce dal campo. Gli arbitri danno rimessa in gioco per la Juve Cremona. Si lamenta un po' Antonello Ricci perché dice: ok, mi hanno toccato la palla ma almeno datemi la rimessa. Niente di questo, palla a Cremona che può ripartire con Belloni in funzione di play. Viene a prendersi il blocco di Petrosino, poi esce Bona, brutto passaggio e infatti la palla torna a Belloni che si alza da 3. Bomba per la Juve Cremona che torna in vantaggio quando mancano 6 minuti giusti alla fine del primo periodo, 8-7 per la squadra in trasferta. Tassinari blocca il palleggio, Vedovato spalle a canestro, Petrosino non gli concede il corpo, allora Vedovato se lo va a riprendere, poi è raddoppiato da Ndiaye, perde la palla, brutto momento in attacco della Rucker, spinge Belloni che si ferma da 3, ancora lui, seconda bomba consecutiva del numero 11 di Cremona. 11-7, parzialone, tutto firmato dal numero 11, 5:43 dalla fine del primo periodo, Cremona 11, San Demiano 7 e noi ci fermiamo un attimo. Andiamo un attimo a vedere i marcatori. Sicuramente la squadra ospite ha 2 giocatori su tutti, Francesco Belloni con 6 punti e Ndiaye Babacar con 5, che fanno praticamente tutto, anzi tutto il fatturato della squadra di Cremona. Più divisi i punti per la Rucker, che però non ha cominciato questa partita con l'intensità solita, soprattutto dalla lunetta, parecchi gli errori della squadra di casa. Buoni invece le 2 stoppate di Jacopo Vedovato, poi l'infortunio di Toniato che ha un po' scombussolato i piani all'inizio della partita di coach Mian. Vediamo che però Luca Toniato è lì in panchina tranquillamente pronto per poter rientrare. E le 2 bombe comunque di Francesco Belloni, ricordiamo play guardia del 94, che in stagione vediamo anche un po' le sue statistiche, perché Belloni
tira comunque tirava prima di questa partita con il 18% da 3, aveva un 4 su 22, è entrato qui al Palla Sport System e ha tirato un 2 su 2 che per il momento fa tutta la differenza del mondo. Vediamo che riparte questo primo quarto con la palla in mano ad Andrea Tassinari. Si è alzata tantissimo la zoom press della squadra ospite. Tassinari fa fatica a superare la metà campo, mancano 15 secondi, palla un po' ferma Ricci contro Bona che lo insegue, prova un paio di blocchi, lo trova in Vedovato, pick and roll bellissimo, Vedovato va per schiacciare, arriva però Lorenzo Petrosino, gli nega la schiacciata, ovviamente però il numero 2 in maglia Rucker andrà in lunetta con i 2 tiri liberi. Buono questo pick and roll giocato da Antonello Ricci e Jacopo Vedovato che ha portato il nostro numero 2 ad arrivare tranquillamente al ferro. Il numero 20 di Cremona è dovuto intervenire per evitare una facile schiacciata. Primo libero assegno per Jacopo Vedovato, arriva anche l'8° punto quindi per la squadra di casa. Ancora Vedovato, stavolta è corto e i ferri del Palla Sport System dicono di no e quindi rimbalza ancora per Ndiaye che sta giocando davvero bene in questo inizio di partita. Vediamo ancora Bellomo che stavolta scarica sul lato, Petrosino riceve in post basso, gira per Bona, fallo in attacco, fischiato, credo Ndiaye. Sì, Ndiaye sul blocco in movimento probabilmente per liberare Bonad dietro l'arco da 3 punti. È il quinto fallo per la squadra di Cremona. Stavo controllando le segnalazioni dell'arbitro che aveva errato la segnalazione al tavolo. Il fallo è correttamente del numero 8 ed è il secondo suo fallo. Ricci intanto riceve da Tassinari, tentativo di partenza Princeton, poi c'è una trattenuta proprio di Bona su Preti, fisicamente non c'è partita fra i due. Preti ha giustamente sfruttato il mismatch fisico per cercare di avvicinarsi a canestro, Bona lo ha trattenuto e giustamente andrà in lunetta. Intanto c'è time out e proprio la Juve Cremona chiama time out. Siamo a metà esatta del primo quarto, Cremona 11, Rucker Sanve 8 e noi ci sentiamo tra qualche secondo. Rientriamo in diretta, siamo nel pieno del time out chiamato da coach Brotto di Cremona, nonostante i suoi siano avanti di 3 punti qui a San Vendemiano, 11-8 il parziale. È arrivato però il bonus falli per Cremona, probabilmente questa è una delle chiavi di lettura di questo time out, infatti la Rucker alla ripresa del gioco sarà in lunetta grazie ai 2 tiri liberi per Jacopo Preti. Vediamo anche i quintetti, non è cambiato il quintetto Rucker, mentre c'è un cambio, è entrato il numero 23 Alessandro Esposito e anche il numero 12 Elvis Vacchelli per dare 1 centimetro sotto canestro il numero 23 Esposito, mentre Elvis Vacchelli è il tipico play per questa squadra. Intanto Jacopo Preti mette a segno il primo dei 2 tiri liberi, sta migliorando sensibilmente la percentuale dei liberi da parte di San Vendemiano. 2 su 2, primo 2 su 2 della partita proprio per il numero 17, torna a -1 la squadra di casa. Intanto Vacchelli trova un doppio raddoppio di difesa, poi però riesce a uscirne Cremona, quindi Vacchelli ha 13 secondi per dare palla a Esposito, azione molto ferma questa di Cremona, gira attorno, 7 secondi, cerca di andare al ferro il numero 16, però non trova prima il canestro ma poi trova un ottimo rimbalzo in attacco e ancora Bellomo da 3 ancora dal centro dove aveva segnato la seconda bomba, stavolta non trova il ferro, però un'altra grande palla recuperata, Petrosino da 3, altro errore e quarto rimbalzo consecutivo, terzo scusatemi, in attacco per Cremona che ha ancora la palla in mano, la palla va a Vacchelli, doppio play, ora in questo momento Vacchelli cerca di uscire per Veronesi, Veronesi prende il centro dell'area,
tira sull'ultimo secondo, sbaglia ancora, quarto rimbalzo, ennesimo rimbalzo offensivo, la palla va nell'angolo, stavolta esce bene Ricci che però non riesce a bloccarsi su Vacchelli, fallo, è il secondo fallo di Antonello Ricci, ma in questo minuto Cremona ha tirato 4 volte e per 4 volte ha recuperato la palla in attacco. Ci sono cambi, escono proprio Vedovato e Ricci, rientrano Toniato e Tommaso Gatto. Era decisamente scesa l'intensità in difesa e sotto le planche, anche perché vediamo che Jacopo Vedovato si fa spruzzare il ghiaccio spray sul ginocchio, probabilmente una botta gli ha impedito di prendere questi rimbalzi fondamentali. Intanto difficoltà per Petrosino per raccogliere la palla, va fino in fondo, trova il fallo in questa penetrazione sporca, nel senso che si è ritrovato il pallone e ha cercato di andare fino in fondo, ha trovato il fallo del numero 11 Gatto, che è arrivato un po' in ritardo nel raddoppio dando una mano a Preti, e quindi Petrosino potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi. Petrosino a segno, intanto continuano le manovre di sistemazione del ginocchio del nostro numero 2, intanto Petrosino ancora in lunetta, il secondo non va, c'è un altro rimbalzo, il quinto consecutivo per Bellomo, stavolta blocco importante di Petrosino, palla nell'angolo per Vacchelli, airball clamoroso, però Rossetto contrastato non riesce a controllare il pallone, sesto attacco consecutivo, sembrano le fasi di una partita di rugby, ma Cremona da 1 minuto e 12 secondi è costantemente in attacco sotto le planche del canestro di San Vendemiano. Ora palla per Esposito per Veronesi, Veronesi all'ultimo secondo, tiro sulla sirena, c'è finalmente il rimbalzo di Rossetto. Ora vediamo cosa inventa il numero 8, parte sul lato, poi si ferma, aspetta Toniato, la palla arriva a Tassinari, Tassinari cerca il blocco di Tommaso Gatto, poi si alza e la mette da 3 Andrea Tassinari. 13-12 Rucker. Attenzione, si alza Veronesi da 3, controbomba, sfrutta un bellissimo blocco ed è la terza bomba in questo primo quarto per Cremona. Intanto molto bene Toniato, mette a Gatto che perde la maniglia, la palla resta lì, Toniato bloccato e poi commette anche fallo che porta la squadra in bonus. Si lamentano un po' i giocatori di casa, ma il tiro di Toniato derivato da una errata controllo di palla di Gatto è uscito un po' sporco. Sul rimbalzo il fallo del numero 6 per cercare di recuperare il pallone, manda in lunetta dall'altra parte del campo Alessandro Esposito, sono i primi 2 tiri liberi per lui, e dopo la bomba però di Andrea Tassinari che aveva riportato in vantaggio la Rucker, ora è di nuovo Juve Cremona in vantaggio di 2, 15-13, sbaglia però il primo tiro libero il numero 23 in maglia amaranto, mette invece il secondo, più 3, 16-13, 2,57 da giocare in questo primo quarto, ancora lunga la difesa, la squadra in trasferta, Toniato trova Tassinari, gira attorno al blocco, tira, stavolta fuori equilibrio, il tiro è corto, bomba errata da parte del numero 0 della squadra di casa, ancora Veronesi, gira attorno al blocco per il numero 88 Valenti, appena è entrato mette a segno altri 2 punti, massimo vantaggio, anzi torna, massimo vantaggio, sì, 18-13 per Cremona che è un parziale aperto di 6-0. Mentre Gatto dalla punta si appoggia a Rossetto, statico il pallone, Rossetto prova una bomba un po' velleitaria, il rimbalzo di Toniato non è perfetto e quindi Bona può partire in contropiede, Bona a 0 punti, ma è tutta la squadra, i suoi compagni stanno giocando una partita molto molto bella, altro rimbalzo in attacco e ancora azione per Valenti che sfrutta il blocco, entra, poi dà la palla di nuovo al numero 12, c'è un altro giro per Valenti, Valenti si ferma 2 secondi, 1 secondo, bomba di Boni e rimbalzo, vediamo cosa fischia l'arbitro, stavolta fischia fallo in attacco ad Alessandro Esposito sul rientrato Jacopo Vedovato, ma la squadra ospite è riuscita a sopperire allo 0
nel tabellino del suo miglior marcatore, distribuendo in maniera molto molto valida i punti. Ce ne sono 5 di Ndiaye, 6 di Belloni e 3 anche di Veronesi. In lunetta andrà Rossetto, vediamo se la Rucker riesce a ridurre un po' le distanze. E infatti il capitano ne mette il primo. Vediamo anche il secondo tiro libero per la squadra di casa. Parte il tiro libero, i ferri del Pala Sport System stavolta sono amici del capitano della Rucker che torna a meno 3, 1,48 da giocare in questo intensissimo primo quarto, dove la Juve Cremona è in vantaggio soprattutto grazie ai tantissimi rimbalzi offensivi catturati. Ora però cerca un giro dietro il blocco. Rossetto tocca la palla con il piede e quindi c'è rimessa dal lato per Elvis Vacchelli. Vacchelli, vediamo, riprende la palla dagli arbitri, vediamo come si sviluppa. Palla a Belloni, doppio play, sta funzionando per la Juve Cremona. Belloni cerca di penetrare e la palla gli sbatte sul fianco, allora prova un tiro, stavolta Esposito, stavolta la difesa Rucker è attenta e Tognacci appena entrato recupera il rimbalzo, parte l'azione dell'attacco della Rucker un po' ferma, Gatto esce, lascia spazio per Vedovato, buon giro per il tiro da 3 dall'angolo, Edoardo Rossetto, 18 pari. Buona azione, buona la circolazione di palla, buono anche l'assist di Vedovato dal centro. Ora buono anche il suo di assist per Esposito, arriva un po' in ritardo la difesa stavolta di Rossetto. Esposito prova il canestro, non va, 56 secondi da giocare, ma Esposito andrà in lunetta. Coach Mian è veramente arrabbiatissimo con la difesa a taglio fuori dei suoi, mentre Esposito segna il primo libero e riporta avanti Cremona, che aveva subito un parziale di 5-0, e ora il 2-2 riporta Cremona avanti di 2, 20-18, 55 i secondi da giocare in questo primo quarto. Ancora Vacchelli che allunga la difesa su Tognacci è bravo, poi però ferma il palleggio. Vedovato molto lontano dal canestro, ha bisogno dell'aiuto di Capitan Rossetto, sempre dietro l'arco da 3, ferma il palleggio Toniato, gran movimento sul piede perno, fa secco Belloni, pareggia la partita, 35 secondi da giocare, ci sono circa 10 secondi di discrepanza fra i due cronometri, quello dei 24 e quello della partita. Marco Bona gira attorno ai blocchi, poi va a prendersi il tiro, no, una finta, scarica ancora per Bellomo, la terza bomba del numero 11, terza bomba di Francesco Bellomo, 9 punti per lui, decisamente miglior marcatore, più 3 ancora per Cremona. 8 secondi, Toniato recupera il pallone, c'è il fallo proprio di Bellomo, è il suo secondo fallo e quindi manderà in lunetta la Rucker, però devo dire la verità, è onesto il tentativo di rubata da parte del numero 11 in maglia amaranto. L'arbitro ha visto che il tentativo ha toccato anche il braccio del numero 6 della Rucker, che andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Errore purtroppo di un tiratore di liberi, insomma, diciamo si può migliorare per il nostro numero 6 che andrà però in lunetta con il secondo. Vediamo, arriva il secondo ed è molto molto buono, è partito perfettamente dalle mani del numero 6, restano 5 secondi per provare un tiro, ci prova Bona che non ha fatto nulla tutto il primo quarto, anche stavolta il tiro è corto, finisce il primo periodo al Palasport System, la Juve Cremona è avanti di 2, 23-21, ci risentiamo fra qualche secondo.
Rientriamo in diretta dal Palasport System di San Vendemiano. È appena terminato il primo quarto di questa sesta giornata del girone d'andata. Gli ospiti di Cremona sono avanti di 2 punti, 23-21, soprattutto grazie al 3 su 3, al 3 su 4, anzi da 3 di Francesco Belloni, che tirava con il 18% in stagione, però è venuto qui a San Vendemiano 2 bombe consecutive e un'altra bomba per ricacciare indietro i padroni di casa. San Vendemiano che comunque tira soprattutto ai liberi con un non soddisfacente 9 su 14, è andata parecchie volte in lunetta la squadra di casa. Le percentuali del tiro dal campo tira con il 56% la Ruker, con il 32% la squadra ospite, che però ha referto 4 bombe che in questo momento hanno comunque cambiato la partita che la squadra ospite sta conducendo soprattutto grazie ai rimbalzi. Sono 12 i rimbalzi, di cui 7 offensivi per Cremona, 5 dei quali avvenuti in 1 minuto e mezzo, in cui Cremona ha praticamente sempre attaccato, sbagliando parecchi tiri, e questo è il motivo delle percentuali basse. Però ora ripartiamo in questo secondo quarto, palla a Cremona, vediamo anche i quintetti. Cremona è in campo con Veronesi, con vediamo il numero 6 Bona, che in questo primo quarto è a virgola, 0 punti per lui. Ora però cerca di prendere in mano la squadra, step back molto buono, Ferro però non trova, altro tentativo di rimbalzo e palla ancora per Cremona. Vi dovevo i quintetti. Cremona in campo con Veronesi, Bona, vediamo anche Rodolfo Valenti, ancora Alessandro Esposito, che ha dato ottima qualità nel primo quarto, e il numero 7 Daniele Manini, che non aveva ancora giocato fin qui. La squadra invece di casa è in campo con Tassinari, Gatto, Vedovato, Toniato e il numero 12 Tognacci. Intanto ancora un'altra stoppata, la terza mi pare di Vedovato, la terza stoppata, quindi può partire la transizione. Tommaso Gatto si alza da 3, Tommaso Gatto, torna in vantaggio la Ruker. Ci voleva il canestro di Tommaso Gatto, che in stagione finora ha segnato 3 bombe e quindi è tornato a segnare. Intanto c'è un fallo sulla penetrazione di Bona, fallo stavolta di Andrea Tassinari, palla al lato, è il secondo fallo già preso all'inizio del secondo periodo. Esce proprio Tommaso Gatto, autore di un'ottima bomba in transizione. Rientra Jacopo Preti per la squadra di casa. Vediamo la rimessa di Daniele Manini. Manini si appoggia a Bona, Bona mezza ruota, ha cercato il blocco di Valenti, che ora chiama palla sotto canestro. La palla non arriva ancora per l'ottima difesa di Toniato. Ora arriva Valenti, ma stavolta è raddoppiato, scarico fuori per la bomba del numero 23 Alessandro Esposito. Bomba e controbomba per la terza volta in questa partita. Alla bomba della Ruker risponde un tiro da 3 praticamente consecutivo di Cremona, che rimane quindi in vantaggio di 2 punti, 26-24. Ora si abbassa la difesa, Toniato molto bene di fisico, scarica per Tognacci, si alza, il tiro è troppo lungo, bravissimo Toniato a rimbalzo, che però sbaglia, poi cade ancora per la seconda volta. C'è la transizione della squadra di Cremona con il tiro piazzato di Manini, però tiro non a segno. Stavolta ha perso un'ottima occasione il numero 7, è entrato in questo secondo quarto per segnare. Buon alto basso per Vedovato, arriva Valenti da dietro, non fa segnare il giovane numero 2 della squadra di casa. Ricordiamo gennaio 95 per il padovano Jacopo Vedovato, che andrà in lunetta quando sono passati 1 minuto e 52 secondi dall'inizio di questo secondo periodo. Ci sono cambi nella squadra di Cremona, entra il numero 20 che è Lorenzo Petrosino, rientra anche Elvis Vacchelli, che ha dato energia nel finale del primo quarto. Errore per Jacopo Vedovato, ancora tiri liberi che non stanno dando ragione alla squadra di casa. Vedovato con il secondo.
Stavolta la mira è precisa, la parabola è ottima e Vedovato riporta a -1 la squadra di casa con Vacchelli, doppio blocco per far uscire Veronesi. Veronesi si appoggia su Petrosino che gira sul perno contro Preti. Stavolta la difesa è un po' morbida del numero 17. Petrosino arriva fino al ferro, segna il nuovo +3 per Cremona con Tassinari che viene preso a metà campo da Vacchelli e stavolta l'arbitro fischia il fallo sulla penetrazione di Tassinari. Altra buona azione del numero 12 di Cremona. Andrea Tassinari stavolta è partito, ha aperto leggermente il gomito, l'arbitro gli ha fischiato fallo. Vediamo anche la situazione falli. La Ruker ha 2 giocatori con 2 falli e sono proprio Andrea Tassinari e Antonello Ricci, che è uscito molto presto dalla partita e finora non è più rientrato, mentre per Cremona i 2 falli sono di Ababacar Ndiaye, anche lui ottimo inizio partita con i 5 punti, ma poi uscito anche lui dalla partita, e del numero 11 Belloni. Ora altro fallo in difesa ancora di Preti su Petrosino, che sta prendendo posizione spesso in post basso nei primi 2 minuti e mezzo di questo secondo periodo. Ricordiamo 28-25 per la squadra ospite. Cercano la rimessa veloce, la prende Manini, poi però deve far uscire Valenti, prova il tiro da 3, ma è bravissimo Vedovato a chiudergli la linea di tiro. Allora Veronesi ancora dietro la linea di tiro da 3 punti, Valenti stavolta è Toniato, Valenti gira sul piedeperno ma non trova il canestro, parte velocissima la transizione della Ruker con Tognacci che va al centro dell'area, è bravissimo però Vacchelli a bloccarlo, tutta giusta l'azione. Ora tenta un passaggio NFL la squadra di Cremona, che poi libera il tiro Valenti, tiro aperto molto ben costruito ma errato stavolta per la squadra in trasferta, e quindi la Ruker può ricostruire l'azione d'attacco. 6:52 da giocare in questo secondo periodo con Andrea Tassinari, prova un passaggio non buono per Tognacci, Vedovato in post basso, Petrosino cala la mannaia, raddoppio di marcatura di Manini che ruba la palla e Petrosino parte in contropiede come fosse un play, poi si ferma, lascia il numero 7, gira la palla per Veronesi per Valenti sotto raddoppiato e allora gira sul perimetro il numero 12 Vacchelli si prende il tiro da 3, va anche a recuperare il rimbalzo lungo. Cremona con molta più energia della Ruker dall'inizio della partita recupera un'altra palla e quindi è Manini che può tirare da 3, altro però mattone stavolta del Cremona, che con tutte le occasioni che ha avuto in attacco si trova solo avanti di 3 punti, e questo è tanta roba, un regalo per la Ruker che fa girare benissimo palla. Preti sul secondo ferro, la grande tap out da parte di Vedovato, stavolta è Petrosino ad inchiodare Tognacci. Buonissima azione difensiva del numero 20, tanta energia, anche un po' di confusione, punteggio che da qualche minuto non si sblocca. 28-25 per Cremona, 5:52 da giocare nel secondo periodo. Toniato la rimessa dal fondo per Preti, è rientrato in campo anche Antonello Ricci come Ababacar Ndiaye invece per Cremona. Tassinari si ferma, stavolta Vacchelli è troppo aggressivo sul numero 0 della Ruker e c'è il fallo proprio di Elvis Vacchelli, è il primo fallo per lui, è il terzo fallo anche credo di squadra per Cremona. Vediamo, il tabellone non si aggiorna. Intanto c'è una buona difesa ancora forte di Manini, riesce però il pallone a finire sotto per Jacopo Vedovato ed è un assist fantascientifico di Tassinari in mezzo alle gambe per Vedovato, prende il contatto di fisico di Veronesi, va con il canestro, con il fallo, andrà in lunetta con il tiro libero supplementare. Rientra anche il capitano Rossetto, magata di Andrea Tassinari e bellissima l'azione da pivot vero da parte di Vedovato. Vedovato non riesce a chiudere il gioco da 3 punti, altro rimbalzo di Petrosino che lancia subito Veronesi poi però ferma il palleggio, allora Ndiaye lascia per Vacchelli per Petrosino, giocano spalla canestro, poi parte Petrosino inchiodato ancora da Vedovato, stoppata, attenzione tecnico alla panchina,
fallo tecnico alla panchina di Cremona per proteste. Probabilmente già nella prima stoppata la squadra di Cremona lamentava il fatto che la stoppata avvenisse dopo che il pallone aveva toccato il vetro. Anche questa volta si sono lamentati e è scattata la grande T. C'è cambio, rientra Marco Bona, quindi fallo tecnico che manderà in lunetta Andrea Tassinari. Tassinari mette il primo libero e quindi palla in mano, rimonta completata per l'ennesima volta, 28 pari al Palasport System quando mancano 5 e 21 e Andrea Tassinari chiama lo schema per la sua squadra. Si alza ancora la zoom press di Cremona, che poi passa a uomo quando la squadra avversaria passa a metà campo, gira però la palla con un blocco alto di Vedovato, cerca il pick and roll, Ricci non si prende il pick and roll, si prende il tiro ma lo sbaglia e quindi Bona può partire in contropiede. Bona per Ababacar Ndiaye per Bona, Marco Bona mezza ruota, esce per Manini per Petrosino, un po' fermo l'attacco ora di Cremona, gira la palla ma non è pericolosa, infatti Vacchelli passa praticamente la palla a Tassinari, Tassinari passa d'incrocio, va fino in fondo, fa saltare Ndiaye, si prende il fallo ma non riesce a chiudere il gioco, il tiro appunto verso il canestro. Ottima comunque ancora l'azione del nostro numero 0, è il terzo fallo per il numero 8 Ababacar Ndiaye di Cremona e quindi arriva subito il cambio. Tornano in campo anche Bellomo che ha spaccato la partita con le sue 2 bombe, Belloni scusatemi, non Bellomo, e rientra anche il numero 23 Esposito. Tassinari in lunetta per i 2 tiri liberi, Tassinari segna il primo e la Ruker dopo tanto tempo torna in vantaggio in questa partita. E quando mancano 4:42 alla fine del secondo periodo, Andrea Tassinari mette a segno il suo punto numero 8 ed è il secondo miglior marcatore della partita. Intanto Rossetto ruba la palla, l'arbitro però decide per il fallo, fischio diciamo al limite. Era molto buono l'intervento di Rossetto, c'era tanto cuoio sotto le mani del numero 8 capitano della Ruker. Marco Mian ha avuto un gesto di stizza, l'arbitro lo va a redarguire, non ci sono falli tecnici, vediamo cosa ha fischiato l'arbitro, va verso il tavolo e dà la palla in zona d'attacco alla Juve Cremona che deve recuperare 2 punti dopo essere stata in vantaggio anche di 5. Vediamo Marco Bona in posizione di play per Belloni che si alza ancora da 3, altra bomba, punto numero 12 per Francesco Belloni. Cremona torna avanti e le percentuali da 3 di Belloni sono stratosferiche. Rossetto, palla in punta, Vedovato molto basso, poi deve uscire perché stavolta Petrosino ha bloccato, esce fortissimo Petrosino, allora Ricci sbaglia il passaggio, Manini parte e c'è la palla, tentativo di rubata di Preti, la palla tocca la gamba del numero 17 che però si lamenta tantissimo, probabilmente chiamata ancora al limite dell'arbitro di questa partita. Palla a Cremona con Belloni che passa a Bona, tutti si aspettavano una grande partita di Bona, invece è arrivato Francesco Belloni, ancora stavolta sbaglia però la penetrazione anche se di poco. Tassinari parte in contropiede dietro la schiena, non arriva il canestro, ma altra giocata di Andrea Tassinari, da Andrea Tassinari, ancora Belloni dietro la linea da 3 punti, non arriva il tiro stavolta, fa ragionare un po' la sua squadra, allora cambia lato, va in post basso da Petrosino che gira per Boni, non ferma neanche il palleggio, il tiro è sul ferro, Boni prende il rimbalzo lungo e stavolta la bomba arriva per l'arrabbiatura gigante di coach Mian, torna a +4 Cremona con 2 bombe consecutive. Il tiro da 3 punti sta dando tutta l'energia del mondo alla squadra ospite. 3:16 da giocare, Juve Cremona 34, Ruker Sanve 30.
Rientriamo in diretta qui dal Palasport System di San Vendemiano, 3 minuti e 16 da giocare all'intervallo lungo. Cremona è avanti di 4 lunghezze, soprattutto grazie alle strisce nel tiro da 3. Sono tantissime le bombe segnate dai ragazzi di coach Brotto, soprattutto inaspettate le 4 consecutive di Belloni, e finalmente si è iscritto a referto anche il miglior marcatore stagionale della Juve Cremona, cioè Marco Bona, con la bomba che è arrivata su un rimbalzo lungo a seguito di un altro tiro da 3 sbagliato proprio dal numero 6 della squadra ospite. Coach Mian, vediamo se ha finito di prendersela con i poveri cartelloni pubblicitari qui del Palasport System, si siede in panchina. Vediamo anche il ritorno in campo di Tommaso Gatto, per lui anche per lui un tiro da 3. Intanto Tassinari spinge il contropiede, non subisce fallo, poi si ferma, poi il fallo lo subisce, prova a tirare verso il canestro, non va in porto, ma Andrea Tassinari andrà in lunetta. In questo momento l'attacco Rucker è tutto sulle spalle del numero 0. Il fallo del numero 23 Alessandro Esposito, il secondo per lui. In campo Ricci, Preti, Gatto, Tassinari e Rossetto per la Rucker. Vediamo invece Bona, vediamo Manini, vediamo Esposito, Petrosino e il numero 11 Belloni invece per la squadra ospite. Tassinari che sorride prima del libero ad un tifoso che gli urla qualcosa, ma comunque va ancora a segno col secondo libero, doppia cifra, arriva già prima dell'intervallo proprio per Tassinari. Intanto cerca di giocare la palla in area la squadra di Cremona, poi esce, mancano 10 secondi, altra serie di blocchi, ma c'è poi un backdoor. Bravissimo Ricci a bloccare il backdoor, si butta Gatto, palla recuperata, Ricci prova a partire il contropiede, ma Cremona torna. Tassinari, palla sotto per Ricci, raddoppiato. Ricci deve far uscire la palla, si ferma, passo di incrocio, la palla esce, Preti da 3, doppio ferro, esce, Tommaso Gatto prende un ottimo rimbalzo, non riesce a segnare, ma Marco Mian è in campo per dare il 5 al suo numero 11, prima azione della partita con energia per la Rucker. Rimbalzo, fallo, Rucker sotto di 2, che però andrà in lunetta per cercare di riagguantare la partita. Cambio per Petrosino, decisamente stanco, ha giocato un ottimo primo tempo su tutti e due i lati del campo. Entra Rodolfo Valenti. Parte il primo libero per Tommaso Gatto. Ferro laterale, non proprio dritto questo tiro libero, ancora qualche problemino per la squadra di casa dalla linea dei liberi. Il secondo ancora una volta invece è a segno. Spesso la Rucker non ha segnato il primo libero, ma per sua fortuna è riuscita almeno a salvare l'1 su 2. Altra grande difesa a metà campo di Ricci, stavolta la palla è rubata bene, pallone laterale per Tassinari che si ferma, Gatto libero dai 5 metri, la mette Tommaso Gatto, torna avanti la Rucker, parzialino della squadra di casa, soprattutto grazie alla difesa di Antonello Ricci che come al solito entra, mette energia e subito come per incanto anche l'attacco Rucker si sblocca. 35-34, 2:12 da giocare in questo intenso secondo periodo, ma direi che con tutti i rimbalzi offensivi persi dalla squadra di casa e guadagnati da Cremona, il fatto che in questo momento la Rucker sia in vantaggio è veramente tanta roba. Rientrano in campo le squadre dopo il time out chiamato da Cremona, che ha visto la squadra in trasferta subire un minimo di aggressività
finalmente da parte della Ruker Samve. Vediamo anche i quintetti. Vediamo i quintetti in campo. Rossetto, Ricci, Tassinari, Preti e Gatto per San Vendemiano. Vediamo invece che entra il numero 22 Dario Boccasavia, ingresso in campo per lui con Belloni, con Esposito. Ci sono anche Bona e Valenti. Palla per Belloni, ancora la difesa della Ruker impedisce un primo facile uscita del pallone. Bona esce per ricevere, gioca sull'altro lato, arrivano i blocchi per Valenti. Valenti riceve in post basso, c'è Gatto su di lui. Valenti si avvicina a canestro, poi passa bellissimo dietro la schiena per Belloni. Che assist del numero 88, quinta bomba, punto numero 15 per Francesco Belloni. Ma che assist al bacio per il numero 88 di Cremona. Preti in post alto, lascia a Ricci, poi va a ricevere in post basso contro Bona, si avvicina a canestro, passo di incrocio sotto mano facilmente leggibile da Valenti, che però non riesce a recuperare il pallone. Ottimo il movimento, non altrettanto il tiro, in equilibrio precario per il numero 17. Esce Francesco Belloni, padrone indiscusso di questa partita come punti, 15 su 37 della sua squadra per lui. Rientra Elvis Vacchelli e rimessa in zona d'attacco per Andrea Tassinari. Cambio della rimessa, vediamo. Ora sarà Ricci a rimettere, serie di blocchi, Tassinari invece palla per Gatto. Gatto finta il passaggio, va lui sotto canestro, si alza lo step back, molto ben giocato, ma Valenti e il nuovo entrato Boccasavia riescono a perfezionare il recupero con Cremona che è tornata avanti di 2, 37-35, manca 1 minuto e 12 secondi con Marco Bona che va fino al ferro, difesa della Ruker non buona, canestro, e ora però subito contropiede per Ricci con Valenti che riesce a fermare l'azione offensiva del numero 7 della Ruker, poi va in fondo, palla in aria per Bona, liberissimo da 3, la bomba scava il solco a fine del quarto, 7 punti, massimo vantaggio parziale di 7-0 per la squadra in trasferta, soprattutto grazie ai 5 punti consecutivi di Marco Bona. 38 secondi da giocare, Preti da 3 sul ferro non entra e quindi rimbalza ancora difensivo Vacchelli. La Ruker si è bloccata d'improvviso e Cremona invece è partita di slancio in questo finale. 24 secondi da giocare, Boni stavolta Febona ha fermato il tentativo, e allora la palla per Boccasavia, palla ferma Valenti, mancano 6 secondi, Valenti fa calambolare la palla su Capitan Rossetto, mancano però 5 secondi da giocare per l'attacco di Cremona, 14 invece da giocare in questo secondo periodo in cui la Ruker Samve è finita improvvisamente sotto di 7 per con una serie di canestri consecutivi di Cremona, che ora ha 5 secondi per chiudere l'azione d'attacco, difende molto bene la Ruker, mancano 4 secondi, 3 secondi, Bona si alza, prova un pallone che però non entra, in frazione di 24 secondi Petrosino entra in campo velocemente per Cremona. La Ruker ha difeso nella maniera migliore, nel momento migliore, perché un canestro ora di Cremona avrebbe creato un solco anche abbastanza clamoroso, visto che le due squadre sono rimaste sempre a contatto proprio alla fine di questo periodo. Entra Manini, esce Bona, vediamo come la Ruker costruirà l'ultimo tiro di questo secondo periodo, vediamo soprattutto se riuscirà a ridurre il gap che in questa finale di secondo quarto è diventato importante. Buona subito la palla nell'angolo per Ricci, si alza, il tiro però è da 2 punti, mi pare avere la palla, infatti piede sulla linea, grande tiro, comunque buzzer beater in questo finale di periodo. Finisce il secondo periodo 42-37 per Cremona e noi ci risentiamo al rientro in campo delle squadre.
Rientriamo in diretta qui dal Palasport System di San Vendemiano per la sesta giornata del girone B della Serie B del campionato di basket maschile. Qui a San Vendemiano la Juve Cremona è avanti di 5 lunghezze, 42-37, grazie ad un finale di secondo periodo importante e grazie soprattutto alle 9 bombe a segno da parte dei ragazzi in maglia granata, soprattutto le 5 di Francesco Belloni, che hanno portato il suo bottino personale a quota 15, miglior marcatore di questo primo periodo. 8 punti anche per Marco Bona, molto ben bloccato dalla squadra di casa per i primi 18 minuti di partita. Poi negli ultimi 2 minuti del secondo quarto Marco Bona ha fissato il suo bottino personale a 8 punti. 5 invece quelli di Ababakar Ndiaye, quasi tutti ad inizio di partita. 6 anche quelli di Alessandro Esposito. Un dato molto importante: la squadra in trasferta ha tirato solo 7 tiri liberi, di cui 5 a segno. Per la Rucker invece partita completamente diversa: 24 tiri liberi tentati con 16 segnati, ma 10 sono i punti di Andrea Tassinari, 6 quelli di Luca Toniato e di Tommaso Gatto e 6 quelli anche di Capitano Rossetto. Le altre statistiche sono più o meno tutte in parità. Le due squadre tirano con la stessa percentuale dal campo, 9 su 25 la Rucker, 14 su 39 la Juve Cremona, che ovviamente ha tirato più volte dal campo, soprattutto grazie a un momento della partita in cui i ragazzi ospiti hanno raccolto una serie di palle vaganti in campo e di rimbalzi offensivi che hanno fiaccato un po' il ritmo offensivo di San Vendemiano, e soprattutto anche la pazienza di coach Mian, che più volte si è scagliato contro i tabelloni pubblicitari del Palasport System e ha anche chiamato un paio di volte time out. 2 minuti e 49 alla ripresa della partita dopo l'intervallo lungo. Vediamo anche quali sono le percentuali migliori in campo. Spicca, come vi dicevo, il clamoroso 5 su 6 di Francesco Belloni da 3, che ricordiamo nelle prime 5 partite di campionato aveva tirato un 4 su 18 assolutamente non sufficiente. Coach Brotto di Cremona ha anche assegnato un fallo tecnico alla sua panchina, perché in un momento della partita ci sono state varie stoppate, adesso vi dico anche quante, le stoppate di Vedovato, che ha cancellato per ben dove sono quelle stoppate di Vedovato? Scusate, non vedo. 4 volte sono state le stoppate di Vedovato, 2 delle quali hanno toccato il pallone qualche decimo prima che lo stesso toccasse il vetro dei tabelloni del Palasport System. Questo ha fatto infuriare il coach di Cremona, che si è beccato anche un fallo tecnico. Partita che è rimasta spesso in equilibrio. Cremona ha provato 2 volte ad andare sui più 5, mentre il massimo vantaggio della squadra di casa è stato di 2 lunghezze. Poi nel finale di secondo periodo Cremona è riuscita a sviluppare un ottimo gioco offensivo, portandosi prima sul più 7, prima proprio che Antonello Ricci sulla sirena del secondo periodo segnasse da 2 il canestro che ha bloccato il risultato sul 42-37, che è anche il risultato con cui le squadre scendono in campo. Vediamo anche i quintetti all'inizio di questo terzo periodo. Per Cremona vediamo Petrosino, vediamo Esposito, che ha giocato anche lui molto bene larghi tratti, ovviamente vediamo Francesco Belloni, ci sembra anche Giovanni Veronesi. Ci manca il quarto che non è ancora entrato, mentre il quintetto Rucker è Vedovato, Tassinari, Toniato, Ricci e Preti, cioè il quintetto iniziale della squadra di casa. Squadra di casa che ha segnato 25 punti col quintetto base e 12 dalla panchina, 34 punti il quintetto iniziale di Cremona e 8 invece i punti della panchina. Manca ancora il quinto giocatore del quintetto iniziale per Cremona. Vediamo chi sarà il quinto giocatore, ed è ovviamente Marco Bona, il giocatore
che non era ancora entrato. Palla alla San Vendemiano, sentiamo anche il pubblico del Palasport System che si fa sentire in questo inizio appunto di terzo periodo. Palla da Andrea Tassinari, si ricomincia, -5 per la Rucker Sunway in maglia bianca con i bordi neri, mentre in maglia amaranto con i bordi bianchi è la squadra in trasferta. Primo passaggio sotto di Toniato a premiare il taglio profondo di Jacopo Vedovato, palla toccata con il piede da Veronesi, Giovanni Veronesi, e quindi rimessa sotto il tabellone per la Rucker. Vedovato si allarga per ricevere, aspetta Antonello Ricci, molto forte la difesa su lui di Veronesi, mani addosso per tutta la partita, poi Ricci va fino in fondo, la palla non entra, il rimbalzo di Vedovato che sbaglia anche questo rimbalzo offensivo, e allora può ripartire la transizione di Cremona. Si ferma però Marco Bona, punta Tassinari, va al centro dell'area, il tiro è corto, Vedovato strappa il rimbalzo a Petrosino, lancia la transizione per Tassinari, si ferma il numero 0, aspetta il blocco per giocare un pick and roll, va per terra Vedovato, quindi il pick and roll non si può chiudere. Allora Tassinari riparte dalla punta, partenza UCLA per la Rucker, palla sotto per Vedovato che va sul piede perno, bravissimo però Esposito a bloccare l'azione del numero 2 della Rucker, palla recuperata ancora per Cremona, alto basso per Esposito che non riesce a controllare, la palla tocca la linea laterale e quindi sarà rimessa in difesa per San Vendemiano. Arriva sulla palla Luca Toniato che premia Antonello Ricci, Ricci arriva fino in fondo per la pressione di Veronesi e Bona, poi rischia di palleggiarsi sul piede, fa ancora molta fatica la Rucker a cominciare l'azione, per ora la palla è buona in punta per Ricci, Ricci si alza da 3, Antonello Ricci, 5 punti consecutivi a cavallo dell'intervallo lungo, per lui sono 6 i punti in questa partita. E ora si alza la intensità in difesa. Belloni, buono scarico per Petrosino che arriva fino al ferro, si appoggia con la mano, cerca una palla in contropiede Tassinari, la difesa di Cremona è attenta e quindi +4 palla in mano per gli ospiti, con Bona che fa arrivare il numero 23, si alza da 3, rimbalzo lungo stavolta che premia la Rucker grazie a Tassinari, il tiro era di Alessandro Esposito e ora Antonello Ricci da play in punta, si appoggia su Preti, Preti ancora per Ricci, Ricci fino in fondo, il canestro, il fallo di Marco Bona, 7° punto di fila di Antonello Ricci, l'8° della sua partita e Antonello Ricci andrà in lunetta col tiro libero supplementare. Entra Manini. Eccolo il tiro libero supplementare del numero 7 in maglia bianca. Il libero va a segno, 8° punto consecutivo di Ricci ed è -1 Rucker, 44-43. Palla di Belloni, Belloni si appoggia a Petrosino, attende il Mannini, la palla per Veronesi che tira da 3, un tiro buon, ben costruito ma non uscito bene, altra azione di contropiede, Tassinari per Ricci, tenta l'assistenza per Toniato, la palla, vediamo gli arbitri cosa decidono, tutto il pubblico ha visto un tocco difensivo di Cremona che però non viene premiato dagli arbitri e quindi palla a Cremona, Ricci cerca di andare da Veronesi a dirgli che ha toccato la palla e arriva il fallo tecnico per coach Mian, fallo tecnico alla panchina Rucker. Il pubblico di San Vendemiano è tutto in piedi a contestare le ultime 2 decisioni arbitrali, il tecnico comunque giusto per arriva il canestro di Belloni sul fallo tecnico, c'è Marco Mian arrabbiatissimo con l'arbitro che gli ha fischiato un fallo tecnico e ora
va verso la panchina per cercare di incitare i suoi ragazzi che sono un po' passivi in questo momento. Rimessa in gioco quindi per Cremona, che è tornata in vantaggio di 2 punti, mentre Tassinari prova a dare ancora energia, ancora Belloni fino in fondo, sbaglia il canestro, Tassinari parte in contropiede, perde la maniglia e quindi c'è il pallone lanciato per Belloni, non buona però la transizione di Cremona, fase un po' concitata e anche un po' disordinata della partita. Ora Veronese, beccato dal pubblico per la sua scorrettezza, Toniato, la palla arriva e viene deviata, Petrosino non controlla, rimessa dal fondo, 9 secondi per l'azione, 7 minuti da giocare in questo intensissimo terzo periodo dove la Ruker sta cercando di mettere quell'energia che non ha messo per tutta la partita. Altro brutto possesso, 4 secondi, 3 secondi, si alza da 3 veronesi, tiraccio, rimbalzo Ruker e ora il Palasport System è completamente in partita, come la Ruker che ora ha il possesso addirittura del pareggio, ricordiamo dopo essere stata sotto 7 punti alla fine del secondo periodo. Ancora Ricci per Preti da 3, Jacopo Preti più 1 Ruker. E ora è completamente in partita il Palasport System, i tamburi dei ragazzi del settore giovanile stanno cercando di caricare la squadra di casa che è tornata in vantaggio 46-45, parziale di questo terzo periodo 9-3 per la Ruker. Ricordiamo Ruker che ha trovato prima i punti di Antonello Ricci, poi ora la bomba di Jacopo Preti che ha ribaltato il risultato. Ruker che è decisamente molto più aggressiva in campo, ne è testimone anche il fallo tecnico fischiato a coach Marco Mian. Vediamo gli arbitri che parlano al centro del campo, contestati un po' dalla parterre del Palasport System per un paio di decisioni abbastanza discutibili. Ora comunque gli arbitri richiamano al centro del campo le due squadre. Quintetto per Cremona con Ndiaye, Petrosino, Veronesi, Manini e il numero 11 Belloni. Quintetto Ruker, Ricci, Tassinari, Toniato, Preti e Vedovato. Si alza la difesa della Ruker, difesa 1-3-1, 1-3-1 zone press a tutto campo da parte di Marco Mian e palla che sta per essere recuperata, si tuffano i ragazzi di Cremona, bravissimi a recuperare il pallone con Belloni, sono passati però parecchi secondi, ne mancano 12, Ndiaye prende il pallone, si scarica per Petrosino, palla fuori per Veronesi, da 3, bravissimo, è freddo, attenzione, fallo antisportivo? No, fallo tecnico perché ha risposto al pubblico. Veronesi, scusate ma non lo vedevo perché ero nascosto dai giocatori Ruker. Veronesi risponde alle provocazioni del pubblico di San Vendemiano, si becca il fallo tecnico, aveva fatto una cosa molto molto importante, ne ha fatta una molto meno importante e ora esce anche dal campo per andare a placare un po' gli animi. Giustamente la squadra in trasferta non vuole che gli animi si scaldino troppo. Andrea Tassinari può andare in lunetta con il libero per il fallo tecnico, libero però sbagliato da parte del numero 0 della Ruker. Intanto i cambi, è rientrato Elvis Vacchelli, è rientrato anche Manini, Daniele Manini per la squadra ospite e anche Marco Bona. Anche Cremona alza la difesa, Antonello Ricci ormai stabilmente play della squadra nel secondo periodo. Proprio Ricci sfrutta un paio di blocchi, il blocco corretto è quello di Vedovato che poi riceve per un pick and roll che non si apre, allora Ricci tira da 3 ma sbaglia, tiro molto molto corto e palla in mano ancora a Cremona. Cremona che è riuscita sempre nel momento in cui la Ruker si avvicinava o andava in vantaggio a rispondere con una bomba alla bomba della squadra di casa e quindi è ancora in vantaggio e anche con merito. Ora però Bona si palleggia sulla gamba, purtroppo per lui la palla è persa, palla Ruker, vediamo come si sviluppa questo importante attacco per i bianconeri quando sono 5:39 i minuti che mancano alla fine del terzo periodo.
si alza anche l'urlo del Palasport System qui di San Vendemiano ad incitare i ragazzi di Coach Mian, con Toniato che sale, prova il centro dell'area, poi scarica per Jacopo Preti da 3, la seconda consecutiva di Jacopo Preti, più uno Rucker. Ancora Ricci in difesa su Manini, prova l'intervento, esce, blocco molto forte di Petrosino, palla ancora nell'angolo per Vacchelli, bomba che stavolta non entra, Mandiaie ruba il rimbalzo, Preti abbassa il braccio, commette fallo, vediamo, è per Jacopo Preti il secondo fallo, in campo c'è solo un giocatore in fall trouble che è il numero 8 Abubakar Ndiaye, che è ancora in campo, mentre i falli in questo periodo sono ancora sotto controllo per le due squadre, 2 i falli commessi da Cremona, 1 dalla Rucker. Intanto ci sono dei cambi, è tornato in campo anche Rodolfo Valenti per la Juve Cremona con Vacchelli che porta la palla, aspetta il blocco per il pick and roll di Valente, pick and roll che non si configura, allora deve tornare fuori, 3 secondi, si alza il tiro di Bona sulla sirena, non va, rimbalzone di Luca Toniato che parte in contropiede, è spinto, no, fischia passi l'arbitro, non reputa la spinta da dietro di Bona sufficiente per il fallo e quindi correttamente Luca Toniato che aveva perso l'equilibrio commette infrazione di passi, mentre Tassinari dice al suo compagno di rimanere con la testa nella partita durissima a livello mentale, le due squadre sono praticamente appaiate, 49-48, siamo a metà del terzo periodo e ora c'è il fallo in attacco, blocco in movimento del numero 8 ancora Abubakar Ndiaye ed è il quarto fallo per lui, deve rientrare il numero 20 Lorenzo Petrosino, che ha fatto decisamente gli straordinari, li ha fatti anche bene perché ha giocato una buona partita. Vediamo intanto Antonello Ricci che si gira verso la panchina cercando l'incitamento da parte dei ragazzi che sono seduti a fianco a Coach Mian. Ancora il tentativo di attacco da parte della Rucker con Vedovato, tanti minuti in campo per il quintetto base della squadra di casa, Tassinari da 3, poi si passa per Preti, è la terza consecutiva di Jacopo Preti, 9 punti di fila, la Rucker va a più 4 e intanto Marco Bona si alza, stavolta non entra il canestro della squadra in trasferta, allora è Ricci da 3, ancora la bomba, Antonello Ricci, vola via la Rucker, più 7, 9 punti di fila, 3 bombe, 2 di Preti, 1 di Antonello Ricci. E ora Cremona è in difficoltà offensiva, palla per Petrosino, cercano di abbassare un po' il ritmo nell'angolo per Valenti che si alza da 3, anche lui, gran canestro di Rodolfo Valenti. Partita che in questo momento si è sbloccata definitivamente, le squadre sono a pieno ritmo, bomba contro bomba, 55-51 più 4 il vantaggio per la Rucker. Tassinari cerca il centro dell'area, poi scarica per Toniato libero da 3, la palla è deviata, c'è un attimo di pausa nella partita perché ci sono cambi, 3:12 da giocare. Esce Toniato, entra Capitan Rossetto, mentre vediamo che per Cremona è in campo Daniele Manini, minuto della partita veramente incredibile, 3 bombe di fila per la Rucker, controbomba di Valenti, le due squadre stanno giocando con buonissime percentuali ora fuori dall'arco dei 3 punti, intanto Ricci recupera un pallone molto difficile, scambia con Preti, si alza da 3 stavolta, i ferri sputano il tiro di Antonello Ricci, comunque ben costruito, e ora è Cremona che può andare in attacco per ricucire lo strappo. Ricordiamo che la Rucker è andata sopra anche di 7, Petrosino fino al ferro, stavolta Preti si fa battere sul primo passo, è -2 ancora per Cremona.
le due squadre si stanno veramente contendendo punto a punto. Ci hanno provato prima ad andare più 7 Cremona, poi la Ruker, ma tutti e due i tentativi di fuga sono stati recuperati. Intanto buonissimo l'intervento dal lato ceco a contendere la palla Jacopo Vedovato. E ora ci sono cambi. Entra Tommaso Gatto proprio per Vedovato, che ha giocato tutto il terzo periodo. 2:32 da giocare proprio prima dell'ultimo intervallo di questa partita. Ruker 53, Ruker 55, scusatemi, Cremona 53, con Ricci che prende il pallone, sfrutta il blocco proprio di Gatto, poi si ferma, 3 secondi, il tiro di Preti sul ferro stavolta, rimbalzo lungo tentato da Ricci che non riesce a prendere, poi va a tentare il recupero su Bona, cade la mannaia di Preti che prende anche un colpo al volto. Fallo comunque di Jacopo Preti, è il terzo fallo. Marco Bona andrà in lunetta e quindi Cremona ha la possibilità di recuperare. È la terza, Marco Bona ha la possibilità di recuperare interamente il gap che si era scavato fra le due squadre. Torna in campo immediatamente Jacopo Vedovato, perché Jacopo Preti, il suo omonimo, ha subito un colpo e quindi deve uscire. È entrato anche Federico Tognacci per la Ruker. Marco Bona sbaglia il primo tiro libero. Prova con il secondo e stavolta va a segno -1, ricucito quasi interamente lo strappo. 55 Ruker, 54 per la Juve Cremona, 2 minuti e 10 da giocare. Palla per Vedovato che si fa anticipare da Belloni. Belloni strappa la palla, poi si ferma, tira da 3, tiro abbondantemente corto. Vedovato un buon rimbalzo, stavolta forse Belloni ha un po' esagerato, forse era meglio per i suoi compagni un'azione manovrata che ora mette in campo la Ruker, anche se la palla ora è ferma. Tassinari si fa aiutare da Vedovato, poi entra in fondo, va nell'angolo per Gatto da 3, ferro, ma finalmente un buon rimbalzo offensivo anche della Ruker che ha un secondo possesso. Tassinari da metà campo, palla sul ferro lungo, ma pallone poi recuperato in difesa da Cremona. 1:28 da giocare, Valenti prende posizione in post basso, arriva Vedovato, stoppa il numero 88, buonissima giocata difensiva tra Rossetto e Vedovato. Poi il pallone purtroppo per la squadra di casa tocca la linea laterale e quindi Marco Bona potrà rimettere in gioco sotto il canestro della squadra di casa. Entra Luca Toniato per Andrea Tassinari che ha giocato un ottimo terzo quarto. Intanto vediamo i blocchi per Belloni che li sfrutta bene, entra fino in fondo, torna in vantaggio la squadra di ospite, mentre Marco Bona nel tentativo di recuperare il pallone commette fallo. Non è convinto della chiamata arbitrale, il numero 6 per lui è il terzo fallo anche per Bona, ma la Ruker si è bloccata dopo il +7, ora controparziale di 8-0 di Cremona che porta la squadra ospite in vantaggio di un punto quando manca 1 minuto e 17 alla fine di questo terzo periodo. C'è Federico Tognacci con il pallone, parte lui da play, ora si ferma in mezzo alle gambe contro Vacchelli, si appoggia a Tommaso Gatto, Gatto fuori per Vedovato, Vedovato cerca Rossetto, ora difficoltà andare sotto le planche, gira attorno per Gatto, buon tiro costruito, ora deve tirare però Federico Tognacci, si prende un ottimo tiro, lo segna, +1 Ruker, 53 da giocare. Elvis Vacchelli, palla in mano, sfrutta una serie di blocchi, ma la palla esce dalla parte rovescia per Boccasavia per ancora Belloni che entra in centro area, palla per Boccasavia che non tira contro Rossetto, la palla esce, tiro di Petrosino da 3, palla molto lunga, ancora Tognacci, bravissimo, si ferma Vedovato, la palla per Rossetto cerca il tiro da 3, poi la palla però gli sfugge dalle mani, Belloni la recupera, va fino in fondo, viene bloccato dall'ottimo recupero di Federico Tognacci. Tognacci parte in contropiede, poi si ferma e allora c'è l'azione. Intanto Belloni ha perso un tempo di gioco ma la Ruker non ne ha approfittato. Luca Toniato
fino in fondo, si appoggia, riesce a segnare sulla sirena, tentativo del tiro dell'Ave Maria. La Ruker ribalta il terzo periodo, ora è avanti lei di 3 punti, 59-56, e noi ci risentiamo fra qualche secondo. Rientriamo in diretta qui dal Pala Sport System. Stavo dando un'occhiata alle statistiche, ricordiamo anche i migliori marcatori di partita in questo momento. Per Cremona ci sono 18 punti di Belloni, 9 di Marco Bona e 7 di Petrosino. Per la Ruker Sanve i 12 di Antonello Ricci, gli 11 di Jacopo Preti, di cui 9 consecutivi grazie a 3 bombe, e 10 di Andrea Tassinari. La Ruker ha decisamente alzato il numero dei tiri da 3 punti, ora siamo 8 su 20 contro l'11 da 30 e 11 su 30 da parte di Cremona. Palle perse, la Ruker ne ha 3 in più, 12 contro 9, i rimbalzi sono sempre in linea. Le migliori percentuali da 3 punti, ovviamente c'è fa veramente impressione il 3 su 8 di Jacopo Preti con le 3 consecutive, e anche il 2 su 4 di Antonello Ricci, che ha comunque dato il là alla rimonta della Ruker, che ricordiamo era sotto anche i 7 punti, poi si è trovata sopra di 7 punti e ora è avanti di 3 lunghezze, 59-56. Comincia un intensissimo quarto periodo qui al Pala Sport System. Petrosino con la palla in mano arriva fino in fondo, stavolta Jacopo Vedovato non riesce nella stoppata e Petrosino riporta subito la sua squadra sotto di un punto. Intanto Tognacci porta sulla palla, ben marcato però da Elvis Vacchelli, che è entrato per dare tanta energia al quintetto di Cremona. Ora Rossetto, pallone un po' fermo nell'angolo per Gatto, finta il tiro da 3, poi arriva dai 5 metri, tira Toniato, bravissimo il rimbalzone, palla però persa, recuperata dalla difesa di Cremona con Vacchelli. Vacchelli può partire in contropiede contro Tognacci, che si ferma. Vacchelli ha un fisico decisamente diverso, sfrutta il blocco di Valenti, che alza la parabola ma sbaglia. Vedovato e Tognacci rimbalza insieme e la palla è per la Ruker con Tognacci, che va fino in fondo contro Vacchelli, che mette il corpo, l'arbitro non fischia. Allora Rossetto cambia lato per Toniato, Toniato ancora per Tognacci, per Capitan Rossetto, Rossetto per Vedovato in post basso, la palla è ferma però, 5 secondi, 4 secondi, Vedovato. L'arbitro vediamo che fischia l'azione difensiva del numero 20 Lorenzo Petrosino, che sul tentativo di scarico da parte di Toniato colpisce il braccio del numero 6 della Ruker, e quindi fallo e rimessa in attacco per i bianconeri di casa. Se ne incarica Jacopo Vedovato quando sono passati 1 minuto e 15 secondi dall'inizio del terzo periodo. Rientra in panchina Andrea Tassinari, che era andato un attimo negli spogliatoi. Entra anche Esposito, che dà il cambio a Petrosino con 3 falli. Ricordiamo che anche Ndiaye ne ha 4 per Cremona. L'unico con 3 falli della Ruker è il numero 17 Jacopo Preti. Intanto Tognacci gira per Rossetto, che si alza da 3, tiraccio, l'arbitro però fischia
sul tiro, il fallo del numero 23 Esposito, il fallo è su un tiro da 3, quindi Capitano Rossetto andrà in lunetta con 3 tiri liberi che sono importantissimi quando mancano 8 minuti e 38 alla fine del quarto periodo. Primo tiro libero del capitano sul ferro lungo. Purtroppo i tiri liberi per la Ruker sono stati un problema in tutta la partita, sono 17 su 26, con questo fa 17 su 27, non una percentuale ottima che può permettere alla Ruker di scappare via. Il secondo invece è a segno, quindi Ruker che torna a +2, 60-58. E arriva anche il terzo tiro libero, il secondo a segno, +3 Ruker, arrivano i cambi, torna Marco Bona per la squadra in trasferta, esce Federico Belloni che dopo aver giocato i primi 2 quarti in maniera fantastica, soprattutto al tiro, è sceso ovviamente di rendimento negli altri 2, era abbastanza naturale anche perché l'attacco di Cremona si è mantenuto per i primi 2 quarti su di lui. Palla ferma per Esposito per Valenti, ora stabilmente in campo, Bona premia il taglio di Esposito che gira molto bene per il numero 22 che sbaglia, però è stato Dario Boccasavia a tentare il tiro da 3 in aperto. Intanto Tognacci manda al bar Vacchelli, poi va fino in fondo Vacchelli, cerca prendere lo sfondamento, gli viene fischiato fallo, blocco in movimento, l'arbitro non ha dubbi, è il terzo fallo del quarto periodo per la squadra in trasferta, 0 per quella in casa. Entra Giovanni Veronesi, molto beccato dal pubblico di San Vendemiano, che lo ha beccato talmente tanto, la reazione di Veronesi gli è costata anche un fallo tecnico nel terzo periodo. Tutto è nato dal fatto che Veronesi probabilmente non si è accusato di un tocco che aveva commesso e che ha portato invece una palla a Cremona. Intanto Tognacci cerca il blocco di Vedovato per un pick and roll che non riesce, allora palla fuori, 5-4 secondi, Tognato non c'è il tiro, tira Rossetto, palla sul ferro, quindi palla buona, Vedovato sbaglia il tap-in da rimbalzo in attacco e quindi Cremona può andare in attacco con 3 punti a recuperare. Veronesi è libero dalla linea del tiro libero, bravissimo, mette il canestro, 60-61, +1 Ruker. Intanto Ricci e Tassinari rientrano in campo alla prossima interruzione con Tognato che prende il centro dell'area, prende un fallo e viene fischiato sfondamento a Luca Tognato sullo scarico, fischiato dopo qualche secondo. Ci sono i cambi, escono proprio Tognacci e Tognato, entrano Ricci e Vedovato, in campo rimangono Gatto, Vedovato e Rossetto. Esce anche Elvis Vacchelli e quindi in campo torna Belloni insieme a Giovanni Veronesi. Proprio Belloni con la palla in mano cerca Bona che viene preso da Ricci in questa difesa uomo. Rossetto su Veronesi, Vedovato, ora c'è mismatch, Vedovato salta, la palla è sotto per Bona e c'è il nuovo vantaggio, bellissima azione d'attacco di Cremona. Cremona torna a +1, 7 minuti da giocare, Cremona ha definitivamente ricucito lo strappo e è tornata anche in vantaggio in questa partita. Ora Rossetto prova a sfruttare il blocco di Vedovato, mismatch contro Bona, bellissimo scarico per Ricci che però non tira, la palla torna a Rossetto con i giri giusti, Rossetto tira da 2 punti, era un piede sulla linea dei 3 punti e quindi +1 di nuovo Ruker, partita punto a punto meravigliosa. Intanto si allacciano Gatto e Esposito, l'arbitro fischia il secondo fallo al numero 11 della Ruker, esce proprio Jacopo Vedovato, entra Jacopo Preti, autore di un ottimo finale di terzo periodo, secondo fallo Ruker. Non ci sono però problemi di falli per la squadra di casa, l'unico che ha 3 falli è il numero 17 Preti. Intanto Bona prende il pallone e cerca di mettere palla sotto a Valenti, Ricci è bloccato, Valenti riesce a uscire, Veronesi da 3
tiraccio, però non c'è il taglio fuori, quindi è ancora Belloni di tabella, tiro da 3 di tabella, punto numero 19 scusatemi, per Belloni, punto addirittura di tabella. Intanto Tassinari va sotto canestro, pareggia la partita. Belloni è decisamente nella sua giornata perfetta, perché sono 21 i suoi punti. Cambi intanto per la Rucker Sanve e anche per la squadra in trasferta. C'è Belloni con la palla in mano. Scusate, abbiamo avuto un piccolo problema con le statistiche, stavamo cercando di capire i punti. Intanto il tiraccio stavolta di Veronesi, parte Ricci, chiama schema giro, Ricci con Preti che gli mette un blocco ma non riesce a trovare spazio, ancora Preti su Bona, si gira sul piedeperno, il ferro stavolta gli sputa il tiro, ma l'azione era ben congegnata, parte molto veloce la transizione, ora rischia di perdere la palla 2 volte Cremona, ma la palla arriva sotto per Bona, il fallo di Antonello Ricci. Marco Bona andrà in lunetta con 2 liberi, è il terzo fallo anche per Antonello Ricci. La partita è pari, stiamo entrando negli ultimi 5 minuti, è una partita bellissima per questa sesta giornata del girone d'andata del campionato di Serie B. Ancora Tassinari a colloquio con Mister Mian, mentre Marco Bona è in lunetta per il primo dei 2 tiri liberi. Segna il primo e quindi riporta in vantaggio la Juvi Cremona. Anche il secondo libero a segno +2 per gli ospiti, 67-65, palla da Andrea Tassinari, schema lato per la Rucker, mentre Belloni mette il blocco molto forte, rischia di perdere la palla, è bravissimo Ricci a non perdere la maniglia, allora la palla arriva a Gatto proprio per Ricci, Ricci si ferma, trova ancora Tommaso Gatto, il tiro da 3 non va a buon fine, il rimbalzo di Rossetto, si è bloccata in attacco la Rucker, Petrosino ancora con un buon rimbalzo per Bona che si ferma dal tiro libero, lo sbaglia, allora Tassinari va al rimbalzo, va fino in fondo, poi invece scarica per Rossetto va a sbattere contro Petrosino, perde la maniglia, palla persa per il capitano della Rucker, c'è subito il cambio, entra Toniato, esce Rossetto tra gli applausi del pubblico di casa, rientra anche Toniato, momento importante della partita, c'è il cambio, rientra Valenti per Esposito, doppio lungo quindi per la Juvi Cremona con Valenti e Petrosino entrambi in campo, hanno giocato poco insieme durante questa partita, ora sono entrambi in campo, pallone che fortunosamente arriva a Veronesi gira per Bona per Valenti, arriva Gatto, la palla purtroppo tocca la linea, però era stato molto buono l'intervento del numero 11 in maglia Rucker, rimessa a lato, mancano 8 secondi, esce Petrosino, rientra il numero 23 Esposito. Tanto Belloni viene a fare un po' di stretching proprio sotto la nostra postazione, Belloni partitona per lui, 21 punti in questa partita con 7 triple, intanto Veronesi rischia il passaggio proprio per Esposito che si avvicina al canestro, ma stavolta non c'è il canestro, rimbalzo è Rucker con Tassinari che mette per Ricci prova la partenza, poi deve fermarsi per la buona difesa degli ospiti, palla per Preti da 3, ancora Jacopo Preti da 3 punti, +1 Rucker e sono 14 per il numero 17 in maglia bianca. Palla sotto, Gatto anticipa Valenti, grande recupero, è il secondo consecutivo di Tommaso Gatto che sta dando nuova linfa alla difesa in maglia bianca. Tassinari stavolta non va da Preti, si appoggia a Toniato per andare da Ricci, palla libera per Gatto da 3, canestro, fallo, andrà in lunetta per un gioco da 4 punti, grandissimi, 1 minuto e mezzo di Tommaso Gatto che ha preso in mano la squadra, prima un intervento difensivo, poi un altro intervento difensivo
e ora la bomba subendo fallo, la Ruker va a +4, 71-67, 3 minuti e 41 e questo è un momento importantissimo della gara. C'è il libero nel silenzio del Palasport System. Sul secondo ferro la Juve rischia il pasticcione, ma riesce a recuperare la palla. Il numero 11 Belloni aveva rischiato veramente il patatrack. La squadra qui c'è una spinta probabilmente su Ricci, l'arbitro non fischia. Ancora Veronesi con la palla, ora altra intensità, giocatori che cadono qui. Va fino al ferro Valenti, Gatto arriva, lo stoppa, l'arbitro però fischia fallo, non canestro, 2 tiri liberi. Ha fischiato un fallo che il pubblico sta contestando, ma non ha dato canestro valido, infatti ha dato fallo di blocco col corpo, non sulla stoppata, quindi Valenti andrà in lunetta. È il terzo fallo per Tommaso Gatto, che però ha giocato 2 minuti ad un'intensità stratosferica. Ora si asciuga il Palasport System perché davvero l'umidità è elevatissima qui a San Vendemiano, come anche la tensione per questa partita che vede ancora 3 minuti e 19 da giocare, +4 per la squadra di casa, 71-67, e in lunetta però c'è il numero 88 in maglia granata. Parte il primo libero, la palla sbatte sui ferri ed esce. Ora vediamo il secondo libero, ricordiamo Rodolfo Valenti, giocatore anche della nazionale italiana. Il secondo libero è a segno -3, c'è un possesso pieno di distanza fra le due squadre, 3 minuti e 16 da giocare in questa bellissima partita, con Preti che prende il pallone da Tassinari, che ora gira sul lato per Ricci, fallo, difesa che cercava di essere aggressiva di Daniele Manini, però c'è il fallo, c'è il bonus e quindi Antonello Ricci andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Era il primo fallo per Daniele Manini, intanto Antonello Ricci in lunetta mette il primo tiro libero per Ricci nella partita. Ci sono 2 su 3, quindi 3 su 4. Arriva anche il 4 su 5, riporta 5 le lunghezze di vantaggio per la Ruker. Entriamo negli ultimi 3 minuti di partita, esce forte Manini ma il blocco è per Bona sfrutta il blocco di Petrosino, non riesce a giocare il pick and roll e allora arriva il secondo blocco, quello di Valenti, ma Bona ha ancora la palla. C'è il fallo di Gatto che spinge, per lui è il quarto fallo, il secondo consecutivo, primo giocatore della Ruker con 4 falli, e allora arriva il time out di coach Mian. Entrambe le squadre sono in bonus, 2 minuti e 49 da giocare, 73 Ruker Sanve, 68 Juve Cremona, e noi ci fermiamo un attimo. Rientriamo in diretta, vi diamo anche il conto dei falli. In questo momento ci sono 8 falli per il numero, 4 falli per il numero 8 Ababacar Ndiaye e anche per il numero 16 Giovanni Veronesi, 3 falli per Marco Bona e per Alessandro Esposito nella Juve Cremona. Ci sono 4 falli per Tommaso Gatto e 3 invece per Jacopo Preti. Per quanto riguarda invece la Ruker Sanve, 3 scusatemi anche per Antonello Ricci. Squadre in campo dopo il time out, 2 minuti e 49 da giocare in una partita durissima, veramente dura, sia di testa che di fisico per le due squadre. La Ruker è avanti di 5 punti, ma Jacopo Valenti andrà in lunetta con 2 tiri liberi.
Anzi, scusatemi, in lunetta ci va Marco Bona con i 2 tiri liberi, quindi il fallo è stato fischiato in azione sul numero 6 della Juve di Cremona. Parte il primo tiro libero che si appoggia dolcemente al primo ferro ed entra. -4, tornano 4 le lunghezze da recuperare. Vediamo il secondo libero. Secondo libero che va a segno, tornano 3, 73-70 i punti di distacco fra le due squadre, con la Rucker che affida la palla al suo play Andrea Tassinari. Preti cerca un taglio, probabilmente gioco non capito inizialmente. Tassinari finta un passaggio, difesa molto aggressiva, mancano 8 secondi. Tassinari in isolamento, poi invece si porta sul lato per Toniato, ferro ancora, Tommaso Gatto, rimbalzo, sta prendendo in mano la partita, è tutto suo questo momento della partita, altri 2 punti per lui. Vediamo quanti sono nella partita di Tommaso Gatto, sono 11 in questo momento per il numero 11 in maglia bianca, tornano 5 le lunghezze. Intanto c'è fallo di Antonello Ricci che provava una difesa aggressiva su Marco Bona, rimanda ancora in lunetta il numero 6, non convinto il nostro numero 7, è il suo quarto fallo per Antonello Ricci. Parecchi cambi, rientrano Veronesi e Petrosino, escono Manini ed Esposito. Marco Bona in lunetta, vediamo anche i punti, sono già 15 in una partita comunque non appariscente del miglior marcatore di Cremona, una partita tutto sommato difficile per lui, ma 15 comunque i suoi punti, 21 ricordiamo con le 7 bombe quelli di Francesco Bellomi. Ancora i ferri del Palasport System dicono sì al primo libero di Marco Bona, che ora ha il secondo libero per riportare -3 la sua squadra. Arriva un altro 2 su 2, il secondo consecutivo del numero 6 di Cremona, ancora -3, 75-72, mancano 2 minuti, ultimi 120 secondi di questa meravigliosa partita. Qui al San Vendemiano, Tassinari per Ricci, mette giù il palleggio ma poi non può andare fino in fondo, allora Tassinari ferma il palleggio, va fino in fondo, step back nel momento proprio in cui partiva Luca Toniato. Palla persa per la Rucker, il pubblico di San Vendemiano capisce il momento, prova ad incitare la sua squadra e ora la squadra di Cremona ha il possesso per andare in parità. La palla in mano a Belloni, Francesco Belloni porta sul pallone, serie di blocchi al centro dell'area, Boni si alza, da 3 non va, rimbalzo di Gatto e chi dice no, e allora Tassinari chiama schema 4. Vediamo che tipo di schema è, va sul lato Tassinari, si finta di alzarsi, poi ferma il palleggio, quindi ha bisogno di un supporto che arriva da Toniato, ancora Tassinari, 9 secondi, un po' fermo però l'attacco della Rucker in questo momento, Tassinari passa, Petrosino con facilità, sbaglia però l'appoggio al canestro, 1 minuto e 09, palla in mano per Cremona che ha ancora il possesso del pari, va sull'angolo per Valenti per Belloni, non si fida stavolta il tiro, allora gira il lato per Veronesi, arriva a Petrosino in fondo, -1 stavolta, ben giocato l'attacco, 53 secondi da giocare e il pubblico di San Vendemiano prova ad alzare il volume, la palla per Ricci che non riesce a tirare, si prova a cercare un blocco, poi va fino in fondo Antonello Ricci, scarica per Preti nell'angolo, Gatto 5 secondi, palla nell'angolo per Ricci che deve tirare, alza la parabola, il pallone sul ferro, rimbalzo Cremona, 28 secondi, fallo in attacco di Toniato. Cremona avrà 2 tiri liberi per andare in vantaggio a 28 secondi dalla fine. L'attacco della Rucker Sanve si è bloccato proprio sul più bello e ora sul -1 proprio Rodolfo Valenti andrà in lunetta con i 2 liberi che potrebbero dare il nuovo vantaggio a Cremona. Primo libero che però esce di Valenti.
Valenti con il secondo libero a segno, parità a 75, 27 secondi da giocare, discrepanza di 4 secondi fra i due cronometri, quello dei 24 e quello della partita. Andrea Tassinari fa passare il tempo, vuole lui l'ultimo tiro per la Ruker, 10 secondi, Ricci esce a bloccare, poi Tassinari va fino in fondo, si ferma, hesitation, canestro di Andrea Tassinari, Ruker più 2, 7 secondi da giocare, il canestro di Andrea Tassinari è arrivato, ha sentito il contatto di fisico e adesso è time out, mancano 7 secondi, ultimo tiro, Cremona avrà il tiro per pareggiare o per vincere la partita. Altra partita al fotofinish qui al Palasport System, che si sta dimostrando un palazzetto dello sport pieno di emozioni. Rientriamo in diretta mentre il pubblico di San Vendemiano e cerca di incitare i suoi ragazzi. 7 secondi da giocare, 8 decimi, la squadra di casa è avanti di 2 punti, 77 a 75, ma attenzione perché la palla è in mano alla Juve di Cremona, che quindi avrà l'ultimo tiro per pareggiare o vincere la partita. Vediamo anche il quintetto scelto da coach Mian per questi ultimi secondi. Rientra Jacopo Vedovato, sono fuori Jacopo Preti e Andrea Tassinari, Capitan Rossetto, Luca Toniato. C'è un altro time out, stavolta chiamato da Cremona, quindi si torna a sederci, 2 time out consecutivi. Tra un po' vedremo anche quali sono i 2 quintetti scelti dai 2 allenatori per giocarci gli ultimi 7 minuti, 7 secondi e 8 decimi di questo incredibile Ruker Sanve Juve Cremona. Rientrano in campo le squadre, vediamo i quintetti. Cremona, Valenti, vedo Belloni, vedo ovviamente Bona, vedo Veronesi e vedo Petrosino. Per la Ruker vedo Rossetto, Vedovato, Toniato, Gatto e Ricci. Palla rimessa in zona d'attacco per Cremona. Belloni, palla in mano, vediamo i blocchi, la palla è per Valenti per Belloni, palla fuori e Bona ovviamente che si prenderà il tiro, no, va fino in fondo, vuole portare la partita al supplementare, segna il canestro, Marco Bona, bravissimo, il numero 6 di Cremona, la partita va al supplementare e quindi 77 pari, altri 5 minuti da giocare qui al Palasport System. Non sono bastati 40 minuti di gioco per decretare la squadra vincitrice fra la Ruker Sanve e la Juve di Cremona, 77 pari dopo i 4 periodi regolamentari. Tempo supplementare da 5 minuti in arrivo qui al Palasport System, 77 pari, vi dicevo il punteggio grazie alla penetrazione al ferro di Marco Bona che ha portato la partita appunto all'extra time. Vediamo anche che rientrano in campo le squadre. Vediamo anche un po' di statistiche.
con le percentuali. La Ruker tira meglio dal campo, 41 contro 36, tira da 3 punti 12 su 26 contro i 10 su 22 della Ruker invece Cremona. I rimbalzi sono 42 a 40 per invece la Ruker. Le palle perse sempre tante, 16 per la squadra di casa, che fanno un po' in questo momento la differenza fra la vittoria nei regolamentari e la partita invece che va e scivola all'overtime. Tra pochi secondi si ricomincia, vediamo i quintetti, rientrano Preti, Tassinari, Gatto, Toniato e Ricci, con Gatto che ha giocato un incredibile quarto periodo, veramente migliore in campo nell'ultimo periodo. Vediamo anche il quintetto per Cremona che entra con Manini, vediamo Valenti, vediamo Veronesi, Petrosino e Belloni. Azzerano i falli, ovviamente i falli rimangono nel supplementare, vengono rimessi i 5 falli e quindi le due squadre sono in bonus. E i 5 minuti è tutto pronto, può cominciare l'overtime qui da San Vendemiano con Andrea Tassinari, palla in mano, primo possesso per la Ruker Sanve. Vediamo chi uscirà meglio da questo momento. Ovviamente l'inerzia mentale della partita è tutta in mano agli ospiti. Vediamo come reagirà l'attacco della squadra di casa con la palla libero, un tiro libero per Toniato, dentro e fuori, ma ancora Gatto a rimbalzo, bravissimo, recupera il pallone quasi, poi però mette il corpo sulla linea laterale. Altra giocata di energia da parte di Tommaso Gatto, stavolta non va in porto il recupero e quindi palla per Cremona con il numero 7 che andrà a rimettere. Ancora l'arbitro della partita va al tavolo a cercare di chiarirsi con gli uomini appunto del tavolo. Vediamo di che cosa si tratta, probabilmente ancora non riusciamo a capire che cosa l'arbitro stia cercando di segnalare. Intanto vediamo che Coach Mian è accovacciato mentre Coach Brotto sta parlando con i suoi ragazzi. Ancora ci sono problemi al tavolo, intanto noi allora andiamo a verificare anche qualche altra statistica come i migliori marcatori. La Ruker sono 3 giocatori con 14 punti, Tassinari, Ricci e Jacopo Preti, mentre dall'altra parte spiccano i 21 di Belloni e i 19 di Bona, che è riuscito ad arrivare praticamente alla sua media stagionale, ricordiamo di 20 a partita, 11 anche quelli di un ottimo Lorenzo Petrosino, mentre Jacopo Preti ora si gira verso la nostra postazione. Diciamo che ci sono evidenti problemi di cronometro, sembra che sia il cronometro dei 24 secondi quello da resettare. Finalmente l'arbitro decide che si può ricominciare, pausa piuttosto lunga in questa partita. E direi che l'arbitro finalmente consegna la palla a Daniele Manini, che può ricominciare la partita. 4:36 da giocare nell'overtime, 77 pari. Manini vede uno spiraglio ma non ci si butta dentro, allora attende il gioco che si sviluppa per Belloni. Belloni mette palla per terra, torna verso il centro, si appoggia a Veronesi. Veronesi cerca il blocco di Valenti, poi si alza da 3, non trova il canestro e ora si allacciano Ricci e proprio Manini, mi sembra. L'arbitro fischia perché il giocatore di Cremona ha subito un colpo, overtime che praticamente non si sta giocando. Credo che dovrà uscire il giocatore, infatti vedo già Elvis Vacchelli pronto al cambio, si rialza, applaude il pubblico perché la botta presa da Daniele Manini era piuttosto forte. Ovviamente il numero 7 della Juve Cremona deve abbandonare il terreno di gioco. Ricordiamo, sono passati 47 secondi in questo overtime, non si è segnato, 77 pari e palla in mano alla Ruker. Tassinari recupera il pallone, chiama schema laterale per questo attacco, si apre Jacopo Preti, ridà palla al numero 0 che parte verso il ferro, Vacchelli abbassa
ancora la sua difesa, commette fallo in azione di tiro. Anche Tassinari però va a stringergli la mano, quindi probabilmente c'era parecchia palla nell'intervento difensivo del numero 12. Tassinari era entrato dal lato cercando di sfruttare un buco nella difesa di Cremona, è stato contrastato da Vacchelli, si è lamentato parecchio il numero 12 ospite. Tassinari in lunetta, il primo libero stavolta, balla sui ferri ma entra, torna in vantaggio di 1 la squadra di casa. E Andrea Tassinari può tirare anche il secondo libero. Arriva anche il secondo libero per Andrea Tassinari, che diventa il miglior marcatore della Ruker, fa 7 su 8 dalla linea della Carità e ora è in difesa proprio su Vacchelli. Vacchelli passa il pallone a Veronesi, si fa ridare il pallone in mezza ruota, che prova a premiare il taglio del numero 88 Valenti, che non viene premiato. Ora Veronesi contro Ricci, mancano 3 secondi, arriva il ferro, ancora Gatto, mette il fisico, blocca il pallone e la Ruker può partire in contropiede, palla nell'angolo per Ricci, Ricci si blocca, Gatto per Tassinari, si ferma l'attacco della Ruker con Preti che chiedeva il pallone, allora Tassinari è fermo, gran pallone per Tommaso Gatto, alto basso della Ruker, meraviglioso, più 4, assist di Tassinari, per lui è l'assist numero 7 della partita e quindi la Ruker torna a più 4 con Elvis Vacchelli che prova a premiare un movimento di Veronesi, ma Vacchelli ancora con la palla in mano, allora è Valenti che entra al centro dell'area, gran movimento di Rodolfo Valenti, di pura esperienza, 2 punti per lui, meno 2 Cremona, 2,53 da giocare, la partita è ancora vivissima, mentre Toniato fa infrazione di campo sulla difesa molto molto forte di Belloni, infrazione di campo, palla persa ancora per la Ruker. Scelta arbitrale molto coraggiosa, perché sicuramente il numero 11 di Cremona aveva toccato il braccio del numero 6 della Ruker, scelta appunto coraggiosa, però l'arbitro ha deciso così e quindi la palla è andata agli ospiti, che ora hanno la palla del pareggio con Belloni che punta il centro dell'area, poi però scarica per Veronese che si ferma e perde la palla. Difesa Ruker meravigliosa, infrazione di 24 secondi, stavolta veramente una grande difesa, hanno difeso sia sui tagli sia sul tentativo di uscita dai blocchi. Palla persa e ora la Ruker, che è in vantaggio di 2 punti, ha la palla in mano quando siamo a metà esatta di questo meraviglioso tempo supplementare. 81 Ruker Sanve, 79 Juve Cremona. Cambio, esce Luca Toniato, entra Capitan Rossetto. Andrea Tassinari con la palla in mano cerca di portarsi nella metacampo della Juve Cremona quando mancano 15 secondi per andare al tiro, scivola, poi riesce con una magia a recuperare il pallone, Ricci da 3, dentro e fuori, clamorosa palla che però viene quasi recuperata da Cremona. Cremona recupera il pallone, sfortunatissimo tiro di Ricci, ma ora Cremona ha la palla in mano con Bona che spasse per il tiro da 3 di Belloni, altra bomba, più 1 ora Cremona, Ricci dall'altra parte, canestro e fallo, che overtime meraviglioso, di overtime davvero fantastico, prima la bomba, l'8ª della partita di Belloni, 24 punti per lui, Tassinari, lancio football per Ricci, il canestro, il fallo, la Ruker torna in vantaggio di 1 e Antonello Ricci andrà in lunetta col tiro libero supplementare. 1,56 da giocare, 83 Ruker, 82 Juve Cremona. Va a segno di nuovo più 2 per la Ruker. Il Pallasport System sta grondando emozioni, sta grondando sudore insieme ai ragazzi di San Vendemiano che stanno tentando la difesa di questo vantaggio esiguo, 2 punti con Cremona che gioca un'altra bella ruota, stavolta Ricci ruba la palla, Esposito per Ricci, 4 secondi, il tiro ancora da 3 sbagliato
Gatto, ma il rimbalzo è di Esposito, ma c'è il fallo di Rossetto ha il fallo, quindi tiri liberi per Esposito, bomba sbagliata stavolta da Belloni, un po' di confusione sotto canestro, ne esce vincitore come gran parte della partita la squadra di Cremona, che a 1:30 dalla fine andrà in lunetta per riportare la partita in parità. Rientra anche Daniele Manini, tanto Esposito di tabella, secondo canestro di tabella per Cremona. E c'è la parità 84, 1 minuto e 30 da giocare in questo overtime, siamo tornati in parità, ci ha provato la Rucker a scappare a +4, ma ancora una volta Cremona è riuscita a ricucire lo strappo. Tassinari, 12 secondi da giocare, palla in mano al nostro numero 0 che chiede un isolamento, poi prova a andare in step back, passa Ricci sotto canestro, altra giocata sulla via 0-7 per la Rucker che torna a +2. Bellissimo movimento di Antonello Ricci, bellissima l'assistenza, e ora Ricci tocca la palla, Tassinari non la recupera quasi Jacopo Preti, mancano 9 secondi per l'azione d'attacco, 54 da giocare in questo meraviglioso overtime. Rimessa su 3 blocchi verso il fondo per Valenti, bravo Gatto, ci prova, però la palla gira e quindi Manini può andare fino in fondo. Gatto si ferma, sbaglia, rimbalzo in attacco, ma la palla esce, è palla Rucker, stavolta Jacopo Preti ha preso lui la difesa dell'area e ora 45 secondi, schema a testa, +2 per la Rucker. Ricci con il pallone in mano, schema 4, anzi cambiato lo schema, ora è schema 4, 19 secondi per l'attacco Rucker, palla a Tassinari, 36 nella partita, ancora Tassinari per Ricci che ci prova, poi si ferma il movimento in post basso per Gatto contro Boni, Gatto fino in fondo, si appoggia il ferro, +4, Tommaso Gatto, 15° punto di una meravigliosa partita, la Rucker va a +4, 24 secondi da giocare, time out Juve Cremona. Rientriamo in diretta, 88, Rucker Sanve 84, Juve Cremona 24 secondi, 4 decimi da giocare per la fine di questo overtime, partita meravigliosa, perfino il pubblico del Palasport System si prende una pausa, adesso ricomincia a incitare la sua squadra, gasata dai tamburi dei ragazzi del settore giovanile assiepati dietro il canestro dove attacca Cremona. Tutto il pubblico ora batte le mani, rientriamo in campo, vediamo i quintetti di questi ultimi secondi. Ci sono Jacopo Preti, Tassinari, Gatto, meravigliosa seconda parte di partita di Tommaso Gatto, Capitan Rossetto e Ricci. Per quanto riguarda invece gli ospiti ci sono Esposito, Manini, Valente, Bona e Belloni. Valente prende il pallone, Valenti, la palla per Bona che si alza da 3 sul ferro, Rossetto non prende il rimbalzo, Esposito rimbalzo offensivo, 14 da giocare, 11 per operazione d'attacco, Bona si infrange su Jacopo Gatto, il tiro da 3, ancora sul rimbalzo, ferro, 5 secondi, 4 secondi, fallo di Preti, è il quarto fallo di Preti, mancano 3 secondi da giocare, 3 tiri sbagliati da Cremona che però potrà andare in lunetta. Cambi, esce Antonello Ricci, buonissima partita anche per lui, per Antonello Ricci, sono 19 i punti e ora entra Jacopo Vedovato,
c'è cambio, entra anche Abubakar Diaye che dopo l'inizio di partita non si è mai fatto vedere. Più 4 Ruker, 2 tiri liberi per la Juve Cremona con Marco Bona in lunetta. Mancano 3 secondi alla fine della partita. Marco Bona in lunetta, ultimamente molto freddo il numero 6 di Cremona. Vediamo questa serie di liberi, il primo va a segno, 20° punto, torna in media anche in questa partita. Marco Bona, bravissimo anche lui, 88-85, meno 3. Secondo di tabella, c'è il rimbalzo di Tommaso Gatto, c'è il fallo di Petrosino, è il quarto. Tommaso Gatto andrà in lunetta, manca 1 secondo e 8 decimi. 2 tiri liberi per il numero 11 della Ruker, proprio lui, il ragazzo che ha preso in mano la squadra nel momento un pochino più difficile, con tanta energia, con qualche buon canestro, con tante palle sporcate in difesa. Non poteva che arrivare nelle sue mani la palla più importante, la palla che pesa per questo finale di partita. Anche Luca Toniato sul cubo del cambio. Esce Jacopo Preti. 14 i punti del numero 17, ma soprattutto 4 bombe che hanno prima riportato in partita la Ruker e poi dato il primo tentativo di fuga della squadra di coach Marco Mian, che ora è in campo a cercare di dare le indicazioni. In silenzio seguiamo questi 2 liberi di Tommaso Gatto. Il primo va a segno, più 4. Ci sono 2 possessi ora fra le squadre. Gatto mette anche il secondo, Chiodi sulla bara, Boni tira, la Ruker Sanve vince ancora, va 6-0 in stagione, vince una partita meravigliosa, 90-85, complimenti anche alla Juve di Cremona, ma la Ruker Sanve rimane in testa alla classifica, 90-85 al termine dell'overtime. Ruker Sanve che vince ancora, rimane imbattuta. Un applauso anche al meraviglioso pubblico del Palasport System. Ora vediamo se riusciamo ad avere Tommaso Gatto, vediamo anche i migliori marcatori. Sicuramente grande la partita del numero 11 Francesco Belloni per gli ospiti, 20 punti anche per Marco Bona. Grandissima la partita dei ragazzi di casa, 16 punti per Tassinari, 19 per Ricci, 17 proprio per Tommaso Gatto. Tutti in piedi al Palasport System ad applaudire una squadra bellissima che ha vinto, ha giocato alla grande, sono stati davvero in gamba. Vediamo se trovo Gatto, se riesco a parlare con Tommaso Gatto. Vediamo se riesco a chiamarlo. Mi chiami Gatto per favore? Tommy, sì. Eccoci qua con Tommaso Gatto che sta arrivando ai microfoni. Grandissima partita, bravissimo, un quarto periodo e un overtime veramente spaziale il tuo, eri su tutti i palloni, hai messo la mano su qualsiasi palla vagante, canestri importanti. Raccontaci le emozioni di questo overtime. Beh, sicuramente una grande emozione come ogni overtime. Non sono semplici da portare a casa perché comunque hanno fatto un grande canestro loro e ci avevano l'inerzia a favore. Siamo stati bravi a stare là con la testa e l'abbiamo portata a casa bene. 6-0 in stagione, un inizio un po' difficile, sei mancato alle prime partite. Come va l'amalgama con il gruppo? Mi pare che sei ben amalgamato, vedo che i compagni ti cercano anche spesso. Sì, no, siamo un gruppo super. Ci cerchiamo sempre, è proprio una bella squadra, sono veramente contento di questo, che è la base secondo me per fare un buon campionato.
Ti lascio andare a festeggiare con i tuoi compagni, complimenti ancora, bravissimo per la fine della partita. È tutto qui dal Pala Sport System di San Vendemiano. La Ruker Sanve ha vinto all'overtime 90-85 contro la Juve Cremona, sale 6-0 in stagione, in testa alla classifica, si fermano a 2 vittorie e 4 sconfitte gli ospiti. Qui dal Pala Sport System per Alessandro Darcier è tutto e ci vediamo alla prossima partita casalinga della squadra di casa. Bravissimi ragazzi, avanzo la voce, non ne ho più, bravissimi, bravissimi.